L'aula della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Veneto è stata teatro di un chiarimento pubblico atteso da tempo, quello sulle liste d'attesa dell'ULSS 13 che presentavano una serie di anomalie nella classe di priorità. C'era il dubbio di possibili favoritismi che il direttore generale dell'ULSS 3, Serenissima, Giuseppe Dalben, è venuto a spiegare direttamente in commissione. Il progetto di gestione della riclassificazione delle priorità fu avviato nel 2013 dall'ULSS 13, unità sanitaria che in seguito fu accorpata alla grande ULSS 3 della provincia di Venezia, la Serenissima, dove qualcosa è cambiato. Abbiamo presentato gli aspetti buoni del sistema, ma abbiamo evidenziato anche le criticità del sistema, per cui abbiamo cercato di dare una visione il più oggettiva possibile di quello che veniva fatto nell'ex ULSS 13 e che noi come ULSS 3 Serenissima, quindi personalmente come direttore, appena evidenziato il problema, l'abbiamo sistemato, bloccato. Questo ci ha consentito di riproporre anche nell'ex 13 la metodologia di lavoro dell'ex 12 e dell'ex 14 e quindi di avere nell'ex 3 Serenissima una uniformità di lavoro per quanto riguarda il tema delle liste di attesa. Vi è poi una questione legata ai numeri. Secondo l'azienda sanitaria, l'analisi doveva tenere conto di meno della metà delle ricette riclassificate, perché quasi 23.000 su 44.600 totali riguardavano prestazioni di laboratorio che non necessitavano di passare per il centro prenotazione. Il presidente della Commissione Sanità, Fabrizio Boron, si è detto soddisfatto del clima e dei contenuti dell'audizione, che hanno permesso di chiarire alcuni aspetti in questa prima fase di istruttoria che non impediscono una nuova futura convocazione di Dalben in Commissione Sanità per chiarire altri punti non chiari.